Salve a tutti, benvenuti. Mi sa che il PC scatta un po' perché vedo che si blocca OBS. No, vabbè, si è liberata la CPU. Purtroppo i computer sono così, ci sono dei processi in background che vanno ad occupare la CPU. Allora, non troppe chiacchiere, benvenuti. Oggi è 13 giugno 2022, lunedì, sono le ore 11:51 e questa è una nuova diretta di Reni Retro per il teardown di ulteriori due PC dei famosi 50 che piano piano stanno diminuendo, devo dire la verità, ok? Un paio abbiamo fatto proprio il teardown e quindi i case sono in attesa di essere buttati, mentre gli altri li ho tenuti temporaneamente per vedere poi se ci girano bene degli emulatori Amiga, degli emulatori Commodore 64, qualche altro emulatore per poter darlo poi via, diciamo, in modalità emulata, ok? Allora, oggi dobbiamo fare il teardown di due PC. Uno, quello che vedremo dopo, è un Dell. Questo invece è un assemblato. Allora, però prima volevo fare una cosa. C'è un unboxing da fare di un pacco che ho ritirato ieri. Ok? Amazon. Mi raccomando, il baffo sempre così che ride. Ok? E questo è un pacco che ho ritirato ieri e volevo fare l'unboxing insieme a voi. Ok? Allora, andiamo ad aprire questo pacchettino. Allora, abbiamo aperto, vedete? Abbiamo aperto, ok? Vediamo cosa c'è dentro. Oh, questo lo buttiamo sotto al tavolo. Tac! Passione Amiga. Allora, questo numero di Passione Amiga, diciamo, io ho avuto non pochi problemi ad averlo, anche se io vi consiglio sempre di acquistarli magari tramite i link che metto io sul gruppo t.me/amigaita. Lì metterò dei link, così aiuterete sia loro stessi a, diciamo, a vendere la rivista e sia a me, perché diciamo una piccolissima percentuale come affiliato Amazon arriva anche a me. Certo, sul prezzo che costa questa rivista, su 7,50 € mi danno proprio 10 centesimi forse, però diciamo che contribuite anche con 10 centesimi. Allora, la rivista è fatta molto molto bene. Io aspettavo che mi arrivasse questa perché volevo fare un raffronto con questa, visto che trattano tutte e due lo stesso argomento. Vedete? The A500 Mini trattata da The Games Machine e da Passione Amiga. Gli amici di Passione Amiga poi li consiglio perché io quando scrivo una mail mi rispondono sempre immediatamente, perché sono sempre disponibili a qualsiasi soluzione. Diciamo, per tanti motivi io vi consiglio appunto di continuare, chi la sta già comprando, o di acquistare questa rivista. Ci sono anche, mi pare c'è anche un numero arretrato su Amazon oltre a questo, che lo trovate ancora. Ok, l'ho comprato mi pare venerdì o sabato scorso, quindi diciamo si trova ancora. E questa invece è The Game Machine, che adesso in edicola già non c'è più, perché questo è il numero del mese scorso di The Game Machine, anche questo dedicato a The A500 Mini. Quindi possiamo fare un raffronto anche delle copertine. Come vedete, The A500 Mini affrontato sia da Passione Amiga che da The Games Machine. Ok? Questo mi premeva farlo, poi magari faremo una puntata a parte e andremo a leggere ciò che ha scritto uno e ciò che ha scritto l'altro per The A500 Mini. Volevo un attimino dedicare qualche minuto solamente a sfogliare Passione Amiga. Ecco, guardate che bella questa
questo è l'HC 508 MK2 per l'Amiga 500. Questa dovrebbe essere una scheda che aggiunge fast RAM, quindi 8 MB di fast RAM, 512K di flash ROM per il kickstart, quindi potete, tra l'altro qua ammazza, si può mettere il kickstart direttamente, però da quello che vedo, dal pettine che vedo, non riesco a capire se va sotto l'Amiga 500, perché l'Amiga 500 era un'ottima macchina e aveva due slot per l'espansione, uno che era proprio sotto alla macchina e uno era laterale. Io ce l'avevo tutte e due pieni, perché sotto c'avevo un'espansione da 2 MB con clock eccetera, cioè una cosa spettacolare quell'espansione. Tra l'altro con il Super Fat Agnus io riuscivo ad avere 1 mega di chip e 1 mega e mezzo di fast, no, c'avevo 1 mega di chip, no, 2 mega e mezzo erano, quindi 1 mega e mezzo di fast e 1 mega di chip solo nell'Amiga 500. Poi lateralmente comprai, come tutti sanno, l'A530 della GVP, che era un'acceleratrice, in più ti dava l'espansione RAM e l'hard disk. Quindi l'Amiga 500, scusate, tutto in diretta, tutto live. Allora, l'Amiga 500 quindi c'era quest'altro slot di espansione che era laterale, bastava levare uno sportellino laterale e ci si poteva mettere un hard disk. La 501 per esempio era un hard disk SCSI per Amiga 500, oppure la GVP aveva fatto sia l'hard disk solamente, quindi senza acceleratrice e senza RAM, quindi un controller SCSI, e sia quella che ho io, che tra l'altro aveva anche la GVP 286 emulator, perché dentro c'era proprio una scheda con il processore 80286 Intel, e praticamente mi partiva l'Amiga come se fosse un PC dell'epoca, ok? Anche se il driver di Amiga così emulato leggeva i floppini da 7,20 del PC e non quelli da 1,44, anche se però con quell'emulatore hardware, che era una scheda hardware attaccata lateralmente all'Amiga 500, io con il drive interno dell'Amiga 500 riuscivo a leggere, formattare e scrivere i dischetti da 720 del PC. Una cosa incredibile, perché io facevo i programmi in Pascal e Turbo Pascal a scuola, e lì avevamo gli olivetti e li portavo tranquillamente, fatti a casa con l'Amiga, dischetto formattato MS-DOS 720, e quindi poi li salvavo. Era un po' lento, diciamo, perché come emulatore era lentissimo, ci girava benissimo MS-DOS, si girava benissimo GW Basic, il Pascal, il Turbo Pascal, il Lotus 123 mi ricordo anche ci girava molto bene, ma niente di più, non ci si, cioè una volta mi ricordo provai a far partire Windows, ma non c'era verso, anche dandogli parecchia RAM di quella che era la RAM della GVP, non girava, era lentissimo, tutta a scatti, non funzionava. Però diciamo Lotus 1, tutti i programmi DOS abbastanza semplici giravano tranquillamente, sì. Ok? Detto questo, noi dobbiamo andare a fare il teardown di questo PC. Giriamo la telecamera, eccoci qua. Ok? Allora, io adesso mi vado a collegare tutto, perché non ho collegato niente questa volta, Quindi allora, anche qui abbiamo tastiera mouse PS2, vi ricordo, tastiera era viola, il mouse era verde acqua, questo verde così. Poi vediamo già che cosa notiamo. Allora, questo PC ha 4 prese USB e la presa LAN incorporata su scheda madre, e c'è anche la scheda audio incorporata su scheda madre, anche se vi è stata aggiunta una scheda audio Sound Blaster Live 5.1, come già abbiamo visto nell'altro unboxing, nell'altro teardown. C'è una scheda video aggiuntiva, andiamo a collegare questa scheda video aggiuntiva, c'è pure l'interruttore sul trasformatore, sull'alimentatore. Adesso andiamo a girare l'interruttore e proviamo ad accendere. Si è acceso. Anche questo, come vi ho sempre detto, c'ha masterizzatore e lettore. Una volta andava tantissimo avere due periferiche.
Eccoci qua, anche questa è partita al primo colpo, incredibile. Anche questo è il floppy. Io stavo cercando di far aprire, eccoci qua, perché tante volte si incastrano dopo tanti anni. Adesso funzionano tutte e due, vedete? Questo si apre, vedete? Quello nero mi sa che lo vedete di meno, ma si vede sempre, vedete che entra e esce. Ok, allora qui ovviamente anche qui la batteria tampone scarica. Mettiamo manual qua perché non so che processore c'è. Allora andiamo a vedere se ci sono hard disk. Prima remaster, auto, niente, l'hard disk primario non lo riconosce. Hard disk niente. Qui ha riconosciuto un masterizzatore e un lettore, va bene. C'ha 1 giga di RAM però, quindi vado a pensare che anche se io al boot gli dico i hard drive non vedi, non ne vede di hard disk, quindi se io faccio exit questo sicuramente non parte. Ok, quindi io direi A7V333X della Asus, e infatti non c'è diciamo l'hard disk. Allora andiamo a vedere, adesso lo corichiamo questo PC, possiamo spegnere pure direttamente dal pulsante. Allora un attimino solo, ok, andiamo ad aprire. No, allora qui l'hard disk proprio non c'è. Allora, vediamo, i condensatori sembra che stanno tutti quanti molto bene, a 3 slot per le RAM, quindi ce ne possiamo tranquillamente aggiungere un'altra. E poi c'è questa scheda aggiuntiva. Allora, leviamo, almeno cerchiamo di levare questo sportellino senza farci male, perché qui i case erano molto taglienti una volta. Allora questo è fatto apposta perché non si deve togliere, però a questo punto mi domando, ma come pretendono che uno poi smonta? Ecco, si toglie. Questa è una protezione sempre per lì, perché volevo vedere, che mi sembra che questa Sound Blaster Live abbia un connettore rotto, e allora ce lo andiamo a vedere, perché noi, come sappiamo, abbiamo rimediato una Sound Blaster Live 5.1 lì, quindi volendo, se questa è rotta si può cambiare. Allora, sporco, è molto sporco questo PC. Sì, effettivamente c'è un connettore, sembra rotto. Allora, per farvi capire quanto è sporco questo PC, guardate qui, questa è tutta polvere, guardate. Però da quest'altro lato, come vedete, tutti i condensatori sono perfetti, guardate che roba. Questa è un'altra Sound Blaster Live digital, questa addirittura è digital perché deve avere, ecco, allora come vedete c'è un connettore che è questo verde qui, il secondo dal basso, che sembra rotto, ma perché c'è rimasto dentro un pin. E il primo connettore dall'alto, questa è l'uscita digitale. Che cosa faceva questa uscita digitale? Praticamente su un solo spinotto, tra l'altro a 2 cavi, uscivano tutti e 5 i canali .1, quindi compreso il subwoofer. Quindi c'era il centrale, quello dedicato normalmente alla voce, i 2 anteriori, i 2 posteriori e il subwoofer. Quindi su un solo cavetto, voi se avevate un decoder 5.1, praticamente potevate passare tutto quanto senza passare per questi 3 cavetti. Questi sono 3 cavetti stereo, ognuno ne porta 2. Di solito è centrale subwoofer, destro sinistro anteriore, destro sinistro posteriore, ok? E questa invece è la presa joystick che ci avevano le schede audio dell'epoca, ok? Quindi questa differisce da quella che abbiamo trovato l'altra volta, perché ha pure questa c'ha il digital out, però una si chiama Sound Blaster Live 5.1 e basta, e l'altra è la Sound Blaster Live 5.1 digital. Vedete? Sono diversi i loghi, eccoli qua. Comunque sono diverse anche le schede, guardate,
e ne facevano tantissime. Questo ha un connettore a pettine qua, che questa non ne ha, vedete? Sì, comunque sono diverse, c'è da dire che sono diverse. Va bene, va bene. Allora, poi vediamo, perché questa scheda, come ho detto, ha la scheda audio integrata su scheda madre, e visto che lo scopo è quello di utilizzare questi PC in emulazione, non ci serve 5.1, 10.1, 20.1, non ci serve a niente. L'alimentatore è buono perché ha anche due connettori serialata oltre ai Molex, e allora io direi che ci vado a mettere altri 256 MB di RAM, così arriviamo a 1 giga 280. Ok, così stiamo a 1 giga 280. Ok, e poi volevo metterci, non so quale sarà, però un hard disk che fa il boot. Boh. Proviamo a vedere questo 20 giga. Io lo attacco così, è volante, vediamo che succede. Attacchiamo un hard disk volante sperando che faccia il boot, che ci sia un sistema operativo sopra, se no abbiamo sempre il nostro fedelissimo CD, l'Herd Commander o simili, mini PE eccetera, che fanno il boot direttamente da lettore CD. Allora la riaccendiamo, perché questi condensatori stanno tutti quanti molto bene. Allora vediamo se riparte con 256 MB aggiuntivi. Il bip l'ha fatto, però se non connetto il monitor non vediamo nulla. Allora attacchiamo il monitor. Ok, monitor connesso. Rieccoci qua. Allora andiamo. Allora qui lo vede adesso, l'hard disk è un 20 giga. Ok, diciamogli il must. Questo è lo smart monitoring, poi lo vedremo, farò una diretta dedicata solo agli hard disk e vediamo anche che cosa significa lo smart monitoring, che è quello, diciamo, gli hard disk tutti quanti hanno una parte della logica dedicata solo a monitorare le prestazioni dell'hard disk, i blocchi rotti, le temperature, c'è scritto tutto. Vedete, Windows XP pure qui. Vediamo un po' se ce la fa partire su un hardware completamente diverso. Tra l'altro questo, non essendoci la scritta professional, questo ha almeno un service pack installato dentro. Allora, Windows XP, siamo stati fortunati, guardate che roba, partito subito. Risoluzione dello schermo, intensità sono basse, perché certo la scheda video è completamente un'altra cosa. Il mouse non si muove, ma tanto c'ha pure le USB sto PC, quindi non è un problema se non si muove il mouse. Però che non mi funziona la tastiera sì. Vabbè, aspettiamo che sta installando tutte le varie periferiche aggiuntive, perché questo era un hard disk di un altro PC, quindi ecco, dovrebbe aver riconosciuto lo schermo. Sta leggendo dall'hard disk. Io questo ce lo lascerei fisso, questo hard disk. Vedete le colline del primo avvio di Windows XP, diciamo quando già c'era il Service Pack 1 installato. Allora vediamo se c'è connesso qualcuno. Ok, tanto le mie dirette poi vengono viste in differita tranquillamente senza problemi. Ecco, vediamo se gira. Ok, adesso ecco, questo si muove e questo si muove. Sì, avanti, tanto non c'è, avanti. Hub principale USB. Allora, ovviamente non ci sono i driver della scheda che ho appena messo.
Ok, adesso si va a trovare tutti i driver, perché io ci ho messo una scheda che non era la sua. Ok, io vorrei però vedere che programmi ci stanno installati qua. Non c'è niente proprio, tutti i programmi, niente, non c'è niente proprio. Sì, volevo avere un system information per sapere che CPU, che cosa abbiamo. Comunque ora vediamo se il BIOS ce lo dice. Intanto si sta riavviando. Allora, avanzate 1250, però non lo so io se niente, grafica aperture size, niente, così non si può sapere niente. Vediamo se con un Erd Commander, un Mini XP riesco a trovare qualcosa. Windows Size XP no, DigiWidth Mini XP, vediamo un po'. Allora andiamo sul boot e gli dico di partire prima. Allora, plug and play OS, sì, poi questo disabilitato, più e meno change value, ok, e questo va bene così dovrebbe partire dal CD. Allora andiamo a vedere se parte dal CD. 64 MB di RAM su, ecco, sì, mini PE, ok, launching second started mini PE XT V2K593, questo è del 2005, built by DigiWidth. Questi sono tutti i CD che avevamo noi, che riparavamo, che si trovavano su vari siti e ci aiutavano tantissimo nella risoluzione dei problemi più disparati, soprattutto quelli che impedivano l'avvio del sistema operativo. Molto spesso era difficilissimo andare a ripristinare l'avvio di un sistema operativo che non ne voleva sapere di ripartire, vuoi per una periferica installata male, vuoi per un problema anche hardware, ma andare a vedere se era la RAM, se era un blocco rotto dell'hard disk, se era magari la scheda video che aveva un condensatore, qualcosa. Vedete, Windows Mini PE Edition, tra l'altro io volevo fare, non ce l'ho fatta, va bene, fa niente, lo farò dopo, una foto a quella intro che magari la userò per mettere la copertina a questo video, visto che abbiamo usato appunto Microsoft Windows XP Mini PE Edition. PE significa Pre-Installation Environment, ed era, diciamo, vedete, Mini PE2 XP DigiWidth qui sotto. Voi lo vedete, diciamo, in due schermi, però diciamo su questo qui dovrei schiarire leggermente, però comunque qualcosa si vede, 2K5 qui scritto, e qui c'è tutto un simbolo. Vediamo se riesco a schiarirlo direttamente. Allora vediamo un po', in modo da rendere un attimo solo, lavoriamo in tempo reale qua, ma che ne sapete voi? Ecco, lo schiariamo un po', no? Però non si legge bene, vedete? Non posso schiarirlo troppo. Ecco, ma un po' meglio di prima è. Ok, allora ha caricato Mini PE,
ha caricato MiniPE e noi qui sotto abbiamo il menu di avvio di MiniPE. Allora, vediamo che programmi c'erano. Allora, recovery, ovviamente c'erano tutti i modi per recuperare i file persi, eccetera. C'è internet, data compression, data recovery, registri tool, anti-spyware, c'è un po' di tutto. Allora, display, screen resolution, tra l'altro ha già rilevato la scheda video, perché io, ecco, lo posso mettere pure a 1280x1024, mi sembra che già è a una risoluzione molto alta, però ok. Io però volevo vedere System Backup, Ghost, c'è ovviamente il Ghost 32, la versione 11, internet, ci stanno tutti i protocolli internet, FTP, P2P, peer-to-peer, IP Tools per lavorare sulla rete, c'è PuTTY per connettersi via Telnet SSH, diciamo, vedete già pure lanciando un sistema operativo così da CD quante cose ci sarebbero da dire. Io ho in mente di fare un'intera live e quindi vi invito a non perdervela oppure a vedervela poi in differita, dedicata ad internet. Cos'è internet, da cosa è nato internet, come è nato internet, come funziona internet e come funzionava negli anni 90-2000. Tanto c'è da dire, io tanto c'ho da comunicarvi perché l'ho vissuta in pieno quel periodo. Vediamo un po' System Tools, vediamo un po' System Info, ecco, vediamo, è Burning Test, non è... Allora, CPU-Z, vediamo un po' CPU-Z. CPU-Z già ci dice qualcosa su questa macchina, che secondo me già non è da sottovalutare. CPU-Z. Please wait, della CPU ID, CPU-Z. Allora, CPU AMD Athlon XP 2000 più, adesso l'ho settato a 1250, quindi può arrivare fino a 2000. Il bus è a 100 MHz, ovviamente. Allora, vediamo, c'ha 64 KB di cache L1 e 256 KB di cache L2. La scheda madre è una Asus A7V333X, molto buona, tra l'altro non c'è neanche un condensatore da buttare. La memoria, mi vede ovviamente 1 giga 280 perché ce n'ha due da 512 e una da 256. Ok, frequenza, questo è lo slot 1 DDR256 a 200 MHz, slot 2 a 166 MHz e slot 3 a 200 MHz. Quindi diciamo c'è una RAM che rallenta tutto, che è una da 512, perché questa va a 200, questa da 256 va a 200, questa qua da 512 mi va a 166. E vabbè, bisognerebbe cambiare questa RAM da 512. Ok, questo è un software del 2008. CPU ID, vediamo se c'è qualche altra system information che ci può essere utile. Vabbè, allora ragazzi, io quando facevo i PC utilizzavo tanto questo Burning Test. Burning Test che cos'è? Allora, Burning Test è un software che poi è diventato sempre più grande e sempre più preciso, che permetteva di stressare per un determinato tempo, io lo facevo circa una mezz'oretta, per mezz'ora tutta l'architettura del PC, quindi scheda video 2D e 3D, scheda audio, RAM, quindi veniva riempita e svuotata, riempita e svuotata, riempita e svuotata migliaia di volte al minuto la RAM per vedere se aveva dei problemi. Poi c'era l'hard disk, che venivano fatte delle ricerche casuali, le SIC, le ricerche, scritture e letture casuali di blocchi sull'hard disk per vedere se casualmente l'hard disk poi dava problemi. Se io vado a fare, diciamo, vediamo un po' se qua può funzionare. Allora, configuration, test, se io vado a premere il verde qui dovrebbe partire tutto il test, vedete, partono tutti i vari test. Questa è la memoria video. Non c'è il dischetto nel floppy A, quindi facciamo il cancel sul floppy A perché
è andato a leggere sul floppy A, ma non c'è nessun disco, quindi non lo facciamo il test del floppy. Sta ancora caricando, vedete, allora in questa finestra qui voi vedete male, c'è una finestra che dice Burn-in Test RAM. Lui sta leggendo e scrivendo la RAM, in questo momento sta al 2% della scrittura della RAM e la scrive tutta. Poi c'è Burn-in Test CPU Max, cioè lui fa fare dei calcoli alla CPU sia utilizzando diciamo, i protocolli avanzati della CPU, MMX, SSE e quelli che ci sono disponibili, e sia facendogli fare dei calcoli in virgola mobile. Ok, quindi sia moltiplicazioni, divisioni con i decimali, eccetera, a migliaia di operazioni al minuto, centinaia di migliaia di operazioni al minuto. Sul disco abbiamo detto, e poi ci sarebbe pure quello della rete che va ad interrogare la rete facendo anche un loop back, però per fare questo test serviva un cavo di rete particolare che dall'altra parte aveva diciamo un dongle che rispondeva a tutte, diciamo, le informazioni che gli inviava il computer, quindi tutte le informazioni di loopback eccetera, sono cose un po' più particolari che riguardano prettamente la rete e la scheda di rete per vedere come funziona. Allora facciamo una cosa, chiudiamo qua, facciamo gli Burn-in Test. Questo sta andando avanti. Burn-in Test memory, vedete la memoria già l'ha riempita al 10% e non ha dato problemi, però non riesco a capire perché non fa il test della memoria. Ora lo stop e gli levo il dischetto, il floppy. Ok, allora floppy A non mi ricordo come si configurava. Eccolo, qua ci sono tutti i vari RAM, 2D, 3D. Ok, sta pure il modo di fare il test delle porte USB. Allora, il floppy A remove. Ok. Vediamo un po' sulla scheda video 2D graphics. Non me la vede la scheda video, ecco perché non è partito, non ha rilevato la scheda video. Vediamo un po' 2D graphics, hardware direct draw, non ce la fa a fare la scheda video. Vediamo un po' se riparte, perché adesso ho levato il floppy. Poi ovviamente sulla scheda audio adesso non c'è attaccato nessun altoparlante, ma farebbe dei beep che servono appunto per vedere se funziona. Comunque mi sembra che funzioni tutto egregiamente, quindi io anche questo PC adesso lo spengo, facciamo un riavvio, shutdown, ERTCD, then reboot. Adesso questi qui li voglio mettere anche su dove stanno i Twilight, ok, poi adesso qua facciamo proprio così, spento, perché voglio andare a sistemare bene l'hard disk. Ok, e poi mi pare che l'ho visti qua, sì, ci mettiamo pure questi. Allora, vedo che ci sono degli sportellini aperti e quindi io ci vado a mettere queste L, poi lo dovrò tutto pulire ovviamente, vabbè. Allora, 1 e 2 e ci siamo, poi ci va questo che regge tutto, ok, perfetto, questo va così e poi qui ci metterò una vite che lo regge chiuso. Ok, andiamo a fissare l'hard disk, stacchiamo la corrente, tanto non ci serve più, così il primo PC già l'abbiamo fatto. Allora, questo hard disk io lo potrei mettere anche qui sopra, vediamo se ci riesco senza andare a smontare il mondo. Sì, ci si riesce.
Allora io lo vorrei mettere, ecco, così. Troppo attaccato? Sì, c'ho tanto spazio, non lo mettere. Perché me lo devo attaccare così tanto? Me lo vado a mettere qua. Allora, qui va benissimo. Passiamo questo hard disk e non mi corrispondono due buchi. Ecco, corrispondono così. Vabbè, va bene, dai. Va bene, va bene. Ok, due viti per l'hard disk, le vado a rimediare da tutte quelle che abbiamo levato. Eccole. Allora, due viti sono più che sufficienti, così. No, questa non è una vite per l'hard disk, leviamola. Questa no, questa sì. Bisogna vedere il passo delle viti, mi raccomando, se no non le avvitate. Una vite e un'altra vite, eccola qua. Perfetto. Adesso lo attacco, chiudo e siamo a posto così. Allora, attacchiamo il connettore, attacchiamo questo connettore. Io direi facciamo un'altra prova e poi lo spengo. Ok, facciamo un'ulteriore prova. Se riparte va bene così. Allora, la scheda madre è già ripartita, non c'è nessun CD, niente dentro, quindi dovrebbe partire. Vabbè, ovviamente qua la batteria tampone sono tutte le ordinate su Amazon, mi dovrebbero arrivare 2032, dovrebbero arrivare una quindicina di batterie tampone, così. Vediamo se carica Windows, abbiamo risolto. Qui c'è uno sportellino che si è un po' rovinato, vabbè. Windows XP sta partendo. Nel frattempo che parte volevo riparare sto sportellino, ma mi sa che tanto il case, questo qua, butto questo e mi arrivato a prendere quell'altro che era più bello. Tanto questo è tutto sporco. Mi ci diverto io e smonto tutto quello che c'è qui dentro e lo metto dentro quell'altro che sta ancora fuori e questo lo butto. Magari ci metto pure due masterizzatori, tanto ce ne abbiamo in scatoloni pieni dei masterizzatori. Ok, vedo che funziona tutto, quindi posso già spegnere tutto. Tra l'altro molto molto veloci, come vedete. Questi per fare Word, per fare cose abbastanza semplici andrebbero ancora bene. Videoscrittura, a navigare su siti semplici potrebbero ancora andare bene, solo che ovviamente diciamo l'evolversi e la necessità di vendere sempre di più. Tutti vogliamo l'i5, l'i7. Io ho un PC qua con cui sto facendo questa diretta, ogni tanto scatta, ma perché voi non avete idea delle finestre. Allora io soltanto di Google Chrome ho un paio di centinaia di tab aperti su 10 finestre diverse, quindi tanta roba c'è aperta. Poi ho PowerPoint sempre aperto perché mi serve per fare tante cose. Io con PowerPoint non ci faccio diciamo quello per cui è nato, ma ci faccio delle slide che salvo poi in PNG e le uso anche per fare le locandine dei filmati che vedete che io pubblico su YouTube, ok? Ma ci faccio tante altre cose. Quando devo tagliare una foto io mi ci metto con PowerPoint, copia e incolla, ci metto un secondo, è un attimo. Se mi metto a caricare ogni volta un programma di grafica enorme come Photoshop o simili, allora mi servono due viti, perché ce ne metto solo due, una qui, ok, una qui andata e un'altra sotto,
nostri, perché purtroppo questo case non c'aveva neanche le viti del case, e andiamo di corsa all'altro PC. Via, questo l'abbiamo chiuso, via, stacchiamo tutto. Quindi questo funziona, però non mi piace il case, fa schifo, e lo cambiamo il case. Se quell'altro case è ancora buono, non ha piovuto tra ieri e oggi. Ok, e questo è il Dell, pesa un accidente. Questo è un Dell, questo non è un assemblato. Tra l'altro dove lo attacco io il video? HDMI, no, DVI addirittura. E io tra l'altro questo adattatore qui neanche ce l'ho. No, questo non è DVI, questo è un adattatore strano, perché quel monitor lì il DVI ce l'ha, ma serve un cavo particolare, io qui manco ce l'ho. Allora, vediamo un attimo, perché la scheda video on board ce l'ha, e questa, se io riesco a levare sto tappo, che ce l'hanno messo ovviamente per non far usare la scheda video embedded, vedete, questo è un tappo per non far usare la scheda video che c'è incorporata, però noi ce ne frega niente. Allora, questo non ha PS2, quindi tastiera e mouse USB, stacchiamogli i nostri adattatori e attacchiamo tutto all'USB. Vado a pensare quindi questo che sia proprio rotto, perché trattasi di un PC abbastanza moderno da quello che vedo. Questo l'ho attaccato, questo l'ho attaccato, vediamo un po' che problema c'ha. Allora, lampeggia strano qua, lampeggia tutto storto. Allora, lampeggia strano. Allora, vediamo un po' questo Dell, perché questi Dell sono un po' particolari, Allora, questi c'ha questa maniglia qui che va a aprire qualcosa. Capirai, sti Dell per aprirli erano un macello. Questa è la maniglia che serve appunto, ecco, e si apre laterale. Allora, e questa la appoggiamo qua. Sto case già lo vedo che fa una brutta fine. Allora, il PC sembra un bel PC. Capirai, c'ha una letta di raffreddamento qua gigantesca, ovviamente non c'ha hard disk. Allora, che c'è da dire su questo PC? Allora, innanzitutto vediamo la RAM. Questa è una RAM moderna però, rispetto ai DDR400 dico. Allora, 512 mega, no, è uguale. Allora, vediamo se tante volte la RAM, perché questa è uguale identica a questa, è sempre 400 MHz, sì, è uguale identica. Allora non è tanto futuristico sto PC. Allora, no, stavo sbagliando, allora non è uguale questa, no, assolutamente non è uguale. Non è una DDR400, questa è una DDR2, questa è una DDR2, non è una DDR400. Ai. Vabbè, come vi ho detto, deve valere la pena. Se neanche si accende, non ne vale la pena perderci tempo, facciamo subito il tear down. Allora, niente, questo può essere pure l'alimentatore, lampeggia tutto male. Allora, io voglio capire. Allora, questi PC erano tutti fatti sempre senza viti, sempre per poter smontare al volo. Vediamo se, siccome non vedo, scusate, mi serve un cacciavite qua, perché io non... Allora, condensatori stanno bene pure qui. Come si leva sta scheda video, se deve essere incastrata. Allora,
scheda video da togliere, via. Pure queste si levavano facilmente, una scheda video AGP non è che... Oh, questa è tutta particolare, sta scheda video, ci vuole il cavo suo. Vediamo se era la scheda video che non mi piaceva, che tutto può essere, chiudiamo sto coso. No, assolutamente non era la scheda video. Vabbè, allora ci divertiamo, vedete? Almeno uno su due ci divertiamo a smontarlo. Allora io direi, questo è un case tutto particolare, quindi non può essere usato. Guardate solo che c'ha gli slot, vi faccio vedere, c'ha gli slot per mettere le periferiche, in modo che uno senza viti, perché qui ci sono dei fermi, come vedete questi ferretti, questo e questo, questi sono dei ferretti che vanno proprio dentro la periferica, basta incastrarla qui. Questa è la parte posteriore, qui ci sono tutti i connessioni serialata e questo lo spingete direttamente dentro al case. Comunque questa è roba che non ci può servire in nessun modo, perché è particolare per questi case. Bello è il cavetto serialata blu, bellissimo, cavetto serialata blu. Allora, ovviamente se andiamo a prendere la RAM, che è una DDR2, e io fino adesso tutte DDR400 ho trovato, che per me non è male. Andiamo a levare. Allora, vedendo il connettore a 4 poli per la CPU, vado a pensare che è un Pentium 4. Allora, questo è arancione, cavetto serialata arancione, bello, e questo invece era quello per l'hard disk serialata blu. Andiamo a levare. Adesso vado, vedi i fili tutti passati bene, ci sono tutti i passacavi, perché questi sono PC assemblati e progettati in laboratorio. Quindi vedete, cavetto serialata, ve li faccio vedere, cavetto serialata arancione per il masterizzatore, e quello blu era dell'hard disk, ok? Quindi pure di colori diversi per distinguere il primo canale, anche se non c'è differenza, i canali serialata sono tutti uguali ed è uno per ogni canale, potete attaccare una sola periferica per ogni canale. Noi siamo passati dallo SCSI, che se ne potevano mettere 7 le periferiche su ogni canale, siamo poi arrivati al serialata che ce ne può attaccare uno solo, però non è un problema. Allora, poi io voglio levare anche questo anima di raffreddatore, anche perché ve lo voglio far vedere. Quest'anima di raffreddatore, vabbè, in qualche modo si leverà, ma lo leviamo dopo. Allora, questo è sempre... vedete, il floppy è tutto particolare. Il floppy, questo sembra un floppy USB, e infatti è USB grande. Il floppy mi piace. Ah no, questo è perché è un lettore multicard. Allora certo, questo si prende, è un lettore multicard con il suo cavo, è un lettore multicard, ci può essere molto utile perché si va a connettere all'USB. E questo vedo che è stato aggiunto perché le viti in so che su, è stato aggiunto pure male, perché ci stanno tutti i slot, tutte le slit, e hanno usato i viti, ma vabbè, non l'avevo messo io questo, quindi non lo so. Allora, questo adesso per levarlo, non voglio per levarlo questo, può darsi che ci stanno delle viti dall'altra parte, no, perché dall'altra parte non ci si arriva. Una bella sfida pure levare quello. Invece questo già c'era, masterizzatore, non vediamo. Tra l'altro questo è un masterizzatore serialata, ecco, vediamo se è così, sì, si muove tutto e si leva tutto, ok. Questo lo leviamo. Tra l'altro qua ci stanno sempre viti di riserva. Eccolo qua, questo è un bellissimo masterizzatore DVD serialata,
lo vediamo da dietro che c'è il connettore, questo è i dati e questo più piccolino è la corrente. Masterizzatore DVD serialata, marca NEC, serialata, molto buono, noi ce lo teniamo. Però ci voglio levare queste viti messe così, perché sì che vanno bene per le slitte, però tra l'altro sono viti particolari. Allora guardate un po' queste viti come sono fatte. Queste c'hanno, non so se riesco a farvele vedere, c'hanno una parte filettata, questa piccolina qui all'inizio, e poi c'è questo che fa da spazio per poter scorrere nelle slitte. Quindi sono viti particolari che vengono usate dalla Dell, e quindi questo, quando uno comprava il ricambio dell'originale, gli arrivava un NEC che magari il NEC, mettiamo, costava 100 euro, siccome è Dell 2,50, perché? Perché c'aveva i 4 viti così svasate in modo che poteva scorrere nella guida. Era così una volta, non è che il NEC normale, serialata, costava 100 euro, che ti serve per il Dell 2,50, chiavi in mano, l'uomo campa. No, non andava bene così, no? Allora questo, eccolo, già mi sono perso il cavetto, quello che dicevo tanto che era importante, tanto poi mi posso andare a vedere la live dove l'ho appoggiato. Eccolo qua. Allora, questo è un lettore multicard, vedete il lettore multicard, se leggete qualunque cosa, e dietro c'ha soltanto il connettorino che va attaccato a questo, e non potete sbagliare perché è guidato. Ok, io ce lo vado a rimettere, ok, e così questo poi va su scheda madre sulle USB frontali, e questo anche c'è molto utile. Via, smontare, correre. Io voglio togliere completamente questo raffreddatore così gigantesco, però, perché questo pure ci può essere molto utile, ma qui dietro c'è una ventola che voi non potete capire quanto è grossa, è una ventola che sembra quelle dei case. Allora, qui tra l'altro c'è pure il sensore, questo è un pulsante, è un sensore perché il PC riusciva a riconoscere se veniva aperto per rubare una RAM, qualcosa, insomma, e quindi questo invece è il front panel qui che c'è. C'è la presa della cuffia, presa del microfono e 2 USB che passano su una piattina. Questa è proprio privata, questa no, non si può utilizzare su altri PC. Allora vediamo se sì, questa la leva facile, eccola qua, perché vorrei staccare tutto l'alimentatore e andiamo per gradi. No, mi devo sbrigare perché si sta facendo tardi. Allora, l'alimentatore, eccolo qua. Ci sono 4 viti e noi 4 viti li svediamo. Vediamo che succede. Forse l'alimentatore era l'unica cosa che... Ok, 1, 2. Anche perché il processore io me lo voglio prendere, che può sempre essere utile. Ok, sembra che è bloccato, infatti è bloccato da qua. Ciao alimentatore. Allora, l'alimentatore pesa 1 tonnellata, ma non è che il peso da... Allora, vedete, qui ci sono la Dell, come pure l'HP, utilizzava un sacco di passacavi, perché qui ci potete passare tutti i cavi che volete, vedete? Questo è un passacavi e dentro il PC è pieno di questi pezzettini di plastica che venivano fissati con il biadesivo. Questo ancora non si leva, è una plastica molto flessibile, quindi si apre facilmente, e qui ci potete passare le piattine IDE, piattine serialata, quello che vi pare, fasci di cavi, ovviamente li mettete tutti paralleli i cavi e ci passano tutti quanti qua. Quindi questo è un alimentatore. Ok, adesso è arrivata la nota dolente, questo che non riesco a smontare, però allora ciò che vedo, svidando queste due viti qua, questo si apre a coperchio, guardate che roba,
Allora, serve il cacciavite lungo, non è che non ci ho pensato, notate, cacciavite normale, cacciavite lungo, spesso poteva servire cacciavite molto lungo e ci arriviamo tranquillamente qua e ci svitiamo tutto quello che ci pare. Ecco qua, una l'ho svitata, serviva un cacciavite very long e infatti si apre così e questo poi si leva. Allora, per farvi capire, guardate che anima di dissipatore, questo pure è abbastanza pulito perché vedete la luce della finestra dietro? E questo è il dissipatore. Tra l'altro questa era attaccata alla CPU, vedete? Qui ci andava rimessa la pasta termica nel caso. E può darsi pure che sia la CPU che sia arrivata, vedete? Vedete che è abbastanza pulito? Si vede tranquillamente attraverso. Ok, questo lo teniamo insieme a questo super ventolone. Allora andiamoci a prendere prima la CPU. Ok, la CPU, questo mi sa che è un Core 2 Duo, qualcosa del genere, non c'ha piedini, quindi può essere che sia un Core 2 Duo, qualcosa del genere, vedete? Questo però dovrei pulirlo per andare a leggere che CPU è. Io di solito lo pulivo con c'ho un misto di acqua e alcol, di aceto e alcol. L'aceto sgrassa e l'alcol lo pulisce, in modo che così si potrebbe leggere bene che cos'è. E adesso è arrivato il momento di togliere questa ambaradam e questo dovrebbe venire avanti. Questa è la superventola, che è l'unica cosa che mi interessava ed è l'unica cosa più complicata da togliere a quanto vedo. Allora, cacciavite lungo, allora andiamo a vedere. Questo è il cavetto. Ecco, facilissimo da togliere. Basta premere qui. Non si apre. Aspetta, no. Allora, che c'è un'altra letta qui? Eh sì. Non vorrei rompere nulla, però qui c'è una letta che dovrebbe far scorrere. Forse qui questa va premuta e tirata, che sicuramente su internet un tutorial su come si smontano queste macchine c'è. Allora andiamo a vedere, non si capisce nulla. Allora questo qui l'ho sbloccato sicuro, e questo è in avanti, una volta sbloccato non lo vorrei rompere, però questo riscatta ovviamente. E da sto lato qua che non si muove, sto perdendo un sacco di tempo. Voglio capire. Allora, questo sicuramente va fatto così, da quest'altro lato non c'è, questo è per far passare. Facciamo una cosa, io riesco a togliere sta ventola, sì, ok. Ok, sto ventolone tra l'altro con le viti in gomma, questi si vendevano per modding, le viti in gomma. Allora, guardiamo che cosa ci insegna questa ventola. Questa è una ventola 12 volts, questa era la ventola della CPU, guardate quanto è grossa. Allora,
Queste sono le cosiddette viti in gomma. Per mettere queste viti bastava tirarle, diventavano sottili e poi le lasciavi dentro alla fessura, e queste servivano perché quando vibrava questa ventola, il fatto che la vite era in gomma ammortizzava queste vibrazioni e non venivano minimamente passate al case, quindi si guadagnava tantissimo in silenziosità. Ok, quella è una ventola gigante, noi ce la teniamo. A questo punto non so se può essere carica la batteria tampone, io me la frego da qua, me la prendo. Ok, e a questo punto non c'è più niente qui da prendersi. Io tanto sto convogliatore è prettamente della Dell, non ce ne frega niente, sta piattina non ci interessa niente. Noi andiamo a rimontare, anzi mi prendo pure queste viti qua che sono sfasate, sono strane, sono quello che vi pare. Mi vado a prendere queste viti qua, poi rimonto tutto, chiudo tutto, e pure questo Dell lo mandiamo in pensione. Ok, ok, andiamo avanti. Ok, allora questo lo rimettiamo come stava così, non ne frega niente. Allora, ok, ci rimettiamo sportellone, eccolo, sportellone, vai, la scritta della andava così, sì, questa andava così, no, allora prima chiudiamo questa, no certo questa andava sotto così, ah perché questa va così, pensa un po' tu. Ok, oh, mo' è leggero, mo' è leggerissimo ragazzi, ok, rottamare, buttare, dare via. Allora, siamo arrivati alla fine della live, 1 ora e 04. Allora, rigiriamo, telecamera tutto manuale. Che cosa abbiamo imparato oggi di nuovo? Allora, abbiamo visto il serialata, abbiamo visto le viti di gomma per eliminare le vibrazioni o di un hard disk, spesso si mettevano per gli hard disk o per le ventole anche, perché le viti in gomma non trasferiscono le vibrazioni al case. Poi abbiamo visto DigiWiz, il mini PE, uno dei dischetti, già l'altra volta ne abbiamo visto un altro, mini XP, questo è mini PE. PE stava per Pre-Installation Environment, ma è tutta una cosa che poi voglio affrontare in tante altre live che farò. Allora, abbiamo visto la differenza tra un case Dell che viene progettato prima di essere realizzato e un case invece assemblato, che sono più o meno tutti quanti uguali, e quindi diciamo non ci sono tante cose particolari dentro un case Dell, HP eccetera, IBM, Lenovo, quello che volete. Troviamo tanti pezzi particolari che si adattano molto spesso solo a quel case, mentre invece sugli assemblati troviamo roba standard che può andare dovunque. Io infatti quel case che vi ho fatto vedere funziona tutto, non mi piace, la prima cosa che faccio è di smontare tutto quel case, butterò quello e me vado a recuperare uno che sta fuori. Ok, però questo lo farò ovviamente offline. Poi ritorneremo su questi PC che non ho buttato, perché dovremo installarci poi WinUAE con l'emulatore Amiga o l'emulatore Commodore 64, Frodo, Vice, quello che vogliamo. Vediamo un po' quello che si riesce ad emulare con queste macchine, o magari ci metto una vecchia versione di Ubuntu, Linux Ubuntu, perché funzionava molto bene Linux Ubuntu. Vediamo un po' quello che ci va di fare con questi PC che avanzano, lo faremo. L'importante è che con un 50% dei PC li buttiamo, così su 50 ne rimangono 25, già la metà dello spazio l'ho recuperato. Allora, grazie a tutti di essere stati qui con me. Oggi è sempre il 13 giugno 2022.
È mezzogiorno e 55, si avvicina l'una, l'ora di pranzo, quindi vi lascio al pranzo, vi auguro buon pomeriggio e alla prossima live. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube e ad attivare la campanella, l'unico modo per sapere quando io vado live e faccio questi video un po' en passant. Ok? Grazie a tutti, alla prossima!